Buona domenica, siamo alla trasmissione speciale TG del 13 TV, la trasmissione dedicata alla geopolitica, alle relazioni tra gli stati, voluta dal direttore del 13 TV, Gigi Di Meo. Questa domenica ci dedichiamo anche alla rappresentazione della identità e lo vedremo attraverso una festa, la festa delle Fallas, nella comunità autonoma di Valencia. E il reportage che vedremo è un reportage molto fresco perché l'evento conclusivo delle Fallas si è tenuto il giovedì, anzi mercoledì 19 di marzo, e quindi è un reportage, come dire, di attualità. Perché lo facciamo attraverso le Fallas? Lo vedrete, ne parleremo durante così questa parte della trasmissione nella quale vi faremo vedere molte immagini delle Fallas e quindi molti eventi, però anche un modo di vedere sul campo la rappresentazione di questa identità della comunità autonoma di Valencia, che attraverso le Fallas rappresenta diversi aspetti, rappresenta il legame con la natura per il passare delle stagioni, rappresenta la identità religiosa della comunità autonoma di Valencia, rappresenta l'identità contadina della comunità autonoma di Valencia, ma anche l'orgoglio di un regno, del regno di Valencia. L'idea, diciamo, di festeggiare la transizione praticamente dall'inverno all'estate, bruciando delle costruzioni di legno, adesso di cartapesta, che però danno sfogo alla poesia, all'arte della comunità autonoma di Valencia. Io direi, se riusciamo, scusate, la prima cosa che direi di fare è quella di condividere lo schermo e vedere se riusciamo a condividere, ecco qui lo schermo, ecco qui, vedete, l'arrivo a Valencia qualche giorno prima della cremà, cioè del momento in cui vengono bruciate le Fallas. Vedete, qui sono tanto il brutto tempo che ha caratterizzato la giornata, le giornate più importanti, conclusive, quelle del 17, 18, 19 di marzo, 19 la festa di San Giuseppe. E vedete gli abiti tradizionali delle donne, poi vedremo anche quelli degli uomini, che sono molto ricchi, possono costare parecchio, anche 100.000 euro possono costare un vestito, sono anche ricamati d'oro. E che altre cose dobbiamo dire? Questa è comunque il lunedì un momento di trasferimento dei Falliers, in particolare qui delle donne Fallieras, che si recano dalla sede della Fallas, che è un'associazione di quartiere, diciamo, intorno alla quale si crea questa solidarietà che poi costruisce la faglia di prima, seconda, terza categoria, poi le vedremo. E vedremo come queste donne, questi Falliers, si recano dalla sede della Fallas intorno alle loro Fallas per festeggiare, per stare un momento insieme, per mangiare qualcosa, per così rappresentare l'attaccamento del quartiere alla faglia. Allora qui vediamo, ecco qui iniziamo a vedere, vedete qualche abito invece degli uomini Fallier, scusate la sfocatura,
ecco, le facciamo passare velocemente, siamo sempre, qui è dietro la torre des Serrans, quindi sulla parte un po' di periferia, per certi versi, della città piena, del centro città. Ecco qui, vedete donne e bambine, una festa popolare. Ecco, scusate ancora la qualità delle foto, ma che dipende anche dal fatto che c'era buio. Ecco, qui addirittura potete sentire la musica che segue questi trasferimenti. Ecco, siamo quindi a Valencia, qui vedete l'inizio di una faglia, dovrebbe essere la faglia al di fuori alle fuori delle Torri de Serrans, e qui è la faglia di Saguns Guilhem, il mio nome, Guglielmo, in valenciano. Ecco una prima faglia che vedete. Questa è una faglia abbastanza grande, ma non è una di quelle più grandi. E intorno poi ci sono, vedete qua in fondo si vedono dei vari chioschi dove si mangia, si sta insieme. Ecco, scusate, anche qui l'inquadratura, ma erano foto, diciamo, immagini di petardi che vengono lanciati così qualche giorno prima. Qui vediamo una faglia, la faglia di fuori in Campanar, diciamo, fuori dal centro città. Vicino c'è il centro commerciale, il Nuevo Centro, per esempio, e questa è una faglia di prima categoria, la faglia di Campanar, molto ma molto bella. La vediamo, vedete ha delle rappresentazioni diverse etnie, una varietà notevole. Ecco, la vediamo ancora, vedete che belle immagini. Ecco qui. Tenete presente che faglias di questo tipo costano diverse migliaia di euro, possono arrivare a qualche centinaio di migliaia di euro, scusate, fino anche arrivare a 1 milione di euro. Sempre la stessa, solo girando attorno, vedete per esempio qui un primo piano di questa tigre, di questo giaguaro. Ecco qui l'arrivo a questa faglia. Anzi no, questa direi che è la faglia, una delle faglias di prima categoria che ha avuto un notevole successo, dovrebbe essere arrivato a primo o secondo nella classifica. Ecco qui vedete questa pantera, invece, questo primo piano di questa pantera. Qui ancora la bellezza di questa faglia con anche questo fenicotteri. Guardate che bello, primo piano. Ecco qua, qui un po' di festa, vedete che abbiamo fatto con... Invece ecco qua, le faglias vedono anche irrompere l'attualità, e qui, ecco qui, che rappresentato Trump, che diventa parte di una faglia,
eccolo qui rappresentato ancora meglio, e qui anche Musk rappresentato in una faglia. Ecco, ecco un'altra faglia, vedete che bella, ce ne sono 750 in tutta la città, quindi è uno spettacolo incredibile. Quindi attraverso queste sculture la città rappresenta una propria dimensione artistica, culturale nell'attualità. Ecco qui un primo piano. Ecco qui, questa è la faglia in Plaza della Reina, che poi alla fine vedremo bruciata, vedremo solo la cenere dopo il 19 marzo, ma vedete che bella faglia. Rinascere, e qui c'è anche la spiegazione, ci sono anche dei messaggi, vedete, attraverso le faglias vengono anche scritte delle poesie. Ecco qui la faglia con i colori della Comunità Autonoma di Valencia. Ecco qui una piccola faglia che è a lato di questa faglia in Plaza de la Reina, al finale del Carrer San Vicent, credo, e queste sono le Torres de Serranos, sono le Torri de Serranos rappresentate nella faglia. È una faglia più piccola, però a lato di quella faglia già grande in Plaza de la Reina. Ecco, queste sono le Torri de Serrans che vengono rappresentate. Ed ecco qui, siamo direi lunedì 17, non è ancora completata di fronte alla cattedrale non alla cattedrale ma alla chiesa della Vergine de los Desamparados, della Virgen de los Desamparados. Questa è la rappresentazione della Virgen de los Desamparados, che ha mutuato le forme da una nostra Madonna, diciamo con questo velo così a forma di cono. E comunque vedete i fiori, questa è l'inflorada, cioè è la Madonna che viene piano piano che arrivano le delegazioni dalle periferie, viene riempita di fiori. Quest'anno il manto è un manto che è molto colorato, vedete, di solito era più bianco con altri motivi, ma questo manto colorato con questi fiori che avremo modo anche di vedere nel dettaglio è un modo di vedere rappresentate le vittime della Dana, cioè dell'alluvione del 2024, rappresentata nel manto della Madonna. Al manto della Madonna, cioè anzi alla Madonna de los Desamparados, sono molto affezionati i valenziani nelle feste religiose, finiscono spesso con dei canti in valenzià alla Madonna e dicendo anche delle cose, rivolgendo alla Madonna anche delle forme anche estreme, gli dicono della guapa, che è essere bella, ma bella in modo particolare, diciamo. E manifestano un affetto per la città, spesso in queste feste religiose, e per la Madonna de los Desamparados, la Virgen de los Desamparados. Ecco, qui vediamo un'altra faglia, vedete che belle. Anche qui vediamo rappresentato Netanyahu, poi direi Trump e Putin. Ripeto, ce ne sono 750 di queste faglie. Se ecco un'altra faglia, diciamo tra la periferia e il centro, guardate che bellissimo cervo che viene
rappresentato. Faccio ancora, ecco qui un'altra faglia, sempre un po' nella zona del Turia, cioè del fiume che circonda, rivestito ormai, ricoperto, rivestito di terra, di stradine per correre, di campi da calcio, da football. E qui vedete la rappresentazione di teste di donne faglieras. Questo è la tipica conciatura delle donne faglieras che si mettono, fanno i capelli a treccia e fanno questo motivo di decorazione. Ecco, anche qui c'è una riflessione sulla donna valenziana che, come dire, parrebbe sottomessa alla tradizione, e invece qui si vuole presentare come in una forma di, diciamo, valorizzazione della donna faglieras. Ecco qui una piccola faglia infantile. Dei bambini, ci sono le faglie dei bambini, ci sono le faglie di prima, di seconda, di terza categoria, e poi le faglias più grandi. Ecco qui anche i bambini quindi si divertono in questa. Quindi vedete come viene rappresentata tutta la comunità, e dopo vedremo ancora anche l'orgoglio di questa comunità che resiste alla pioggia e sfila in quantità migliaia di persone con i vestiti che valgono tantissimo, col rischio della pioggia, con i propri bambini. Vedremo che così attaccamento alla città c'è stato in questa particolare edizione delle Faglias dopo le, diciamo, la tragedia e le morti che sono ricordate della Dana, dell'alluvione. Ecco qui un Cupido, e qui è una torre, è una delle torri del Serrans, penso. Ecco, vedete i problemi di Cupido. Ecco qui invece siamo nella Pegna Taurina, cioè il pranzo che c'è, che si fa prima della corrida tra i sostenitori della corrida. Nelle Faglias c'è anche la corrida, ci sono anche delle corride importanti, e qui siamo con uno dei membri del consiglio direttivo della Pegna Taurina. Lo vedete qui alla destra del televisore, mentre qui è sottoscritto con un membro della Faglia Taurina, che è Simone Martini di Banco Mediolanum, che è un caro amico romano, ma che ho conosciuto in un viaggio nel 2008, direi, a Valencia. Ecco qui che si sta preparando la Pegna Taurina, il pranzo. Ecco qui vedete il posto dove si riuniscono appassionati ex toreri che spiegano la corrida del giorno. Ecco qui vedete la Plaza de Toros, immagine la Plaza de Toros di Valencia, che è una Plaza de Toros con grandissima tradizione. Qui vedete anche manifesti antichi. Ecco qua ecco qui un'immagine anche di Franco, che viene a Valencia e partecipa a una Pegna Taurina. Qui è sottoscritto, e ecco qui il piatto principale di questa, che è il rabo del toro, la coda di toro, durante la Pegna Taurina. Ecco, questo è il simbolo della Pegna Taurina.
Eccoci qua, vedete un po' la festa che si sta... ed ecco qua, vedete anche, sentite la musica. Ecco. Ecco, qui vedete un'identità che si sovrappone all'altra, cioè la forte attaccamento per Valencia, ma qui c'è l'appartenenza anche alla Spagna. Non è detto che le appartenenze sono, le identità sono tutte inventate, sono tutte plurali, sono tutte, una non è detto che elimina l'altra. Ci si può sentire catalani, valenziani e non ci si sente spagnoli, ma ci sono anche catalani che si sentono profondamente catalani o valenziani che si sentono profondamente valenziani, baschi e che si sentono anche spagnoli. Dipende. Ecco qui siamo con proprio riuniti in famiglia col consiglio direttivo e la famiglia di Simone Martini. Ecco, ecco qui vedete anche il ballo. Sì, ecco, e qui iniziamo a vedere la sfilata fagliera, e vedete con gli ombrelli, ma adesso toccherete con mano quante persone partecipano e quante persone valenziane, quanti fagliers hanno fatto dei sacrifici per mantenere anche sotto la pioggia questa tradizione. Vedete che abiti sontuosi. Ecco che si avvicina anche questo carro di fiori che poi viene portato alla Inflorada che abbiamo visto prima. Ecco qui la banda fagliera, ciascuna faglia ha la propria banda. Questo tipo di sfilata si fa sia ogni giorno dalla faglia dalla sede della faglia, che è una sede di un'associazione, alla faglia, cioè alla scultura di cartapesta. Lo si fa ogni giorno, ma qui lo si fa per portare i fiori. Vedete che anche le bambine hanno i fiori in mano, sono fiori che poi vengono messi o nel manto della Virgen de los Desamparados oppure vengono messi intorno, sempre in fronte alla cattedrale, non alla cattedrale, scusate, alla chiesa della Virgen de los Desamparados. Ecco qui vedete di ogni età, e adesso avremo modo di vedere un bel po' di sfilata. Vedete i bambini messi in questo carro e vengono portati anche loro con gli ombrelli. Ci sono sempre i sorrisi, però piove ed è una pioggia gelida. Ecco, stiamo vedendo la sfilata dei Faliers che portano i fiori all'abito
della Madonna della Virgen de los Desamparados, e lo fanno sotto la pioggia, incuranti del freddo, delle mani che gelano, perché incredibilmente questa stagione è stata una stagione un po' ingrata, diciamo. Di solito non c'è questa temperatura a Valencia a marzo. Ecco qui ancora, vedete che bellezze e che abiti delle falleras di tutte le età. Ecco qui, guardate, ne ho documentati un bel po', vedete quanti, così mi sembra di partecipare anche voi a questa festa, che rappresenta l'identità, vedete, rappresenta l'identità della Comunità Autonoma di Valencia, che è un'identità anche di agricoltori, vedete. Vedete il sorriso che non manca, io qua direi che forse è sì, deve essere in Carrer de la Paz, Calle de la Paz. Vedete, vedete quante, poi fanno anche qualche sorriso al fotografo. Ecco, ma vedete con il freddo, con la pioggia, qui è una parte di sospensione della pioggia, ma guardate che veramente pioveva, veramente pioveva. Qui direi che siamo in Carrer de Saint Vincent, qui vedete bambini anche. E questo è un modo di rappresentare l'identità di una comunità autonoma, la comunità autonoma di Valencia. Vedete anche con i bambini che, vedete, bambini sotto la pioggia, col freddo, hanno portato i bambini come se niente fosse, per farli partecipare anche loro, e hanno partecipato anche loro, vedete, per portare i fiori e manifestare l'attaccamento della faglia alla Madonna de los Desamparados. Vedete che belle immagini. Vado veloce perché poi ci sono altre parti, oltre questa rappresentazione, vedete, della identità e dell'orgoglio valenziano sotto la pioggia, con questi abiti che costano parecchio e che possono anche un po' rovinarsi, ma vedete vedete quante persone protagoniste nel rappresentare l'attaccamento alla festa fagliera, alla Comunità Autonoma di Valencia, alla Madonna, alla Virgen de los Desamparados. Vedete? Vedete quante immagini. I bambini, guardate, i bambini, questa immagine è significativa. Hanno fatto qualche chilometro sotto la pioggia gelata, col freddo, le mani raggelavano. I suonatori ogni tanto si scaldavano le mani. Ecco, ecco anche qui siamo proprio in Calle della Paz, Carrer della Paz. Vedete che abiti, che abiti sontuosi. Ecco qui la Plaza de Toros. Ecco qui una faglia.
E qui la Madonna de los Desamparados con l'abito pieno di fiori e con il lutto, il segno del lutto, attenzione, segno del lutto per la situazione della Dana, cioè dell'alluvione. Vedete i fiori, quanti fiori sono stati portati, e questa è la messa del arcivescovo Enrique, che è stata svolta in Valencia con la partecipazione delle falleras majores che hanno partecipato in prima fila alla messa. Qui è l'arcivescovo nella cattedrale, che c'è anche il Santo Graal all'entrata a destra, e questa invece è l'altare principale. Qui è una reliquia di San Vincente dietro l'altare principale. E qui ci sono ancora altre fallas, vediamo. Ecco qui, e qui è in la Plaza Redonda, falleras che vedete che bellezze si lasciano fotografare. E qui vediamo se, ecco qua, vedrete questo bambino che si fa prendere dalla gioia. Ecco il modo di fare festa. Bene. Ecco qua, vedete ancora immagini della festa. Qui vedete il popolo di Valencia che si unisce alla faglia e balla. Eccolo. È un ballo che ricorda la sardana. Ecco qui la faglia in Plaza de la Reina. 28 gradi c'erano, adesso è aumentata la temperatura. Qui ancora qualche piccola faglia su un'altra. Ah no, qui è una rappresentazione diciamo di artisti di strada. Ecco, artisti di strada vivi. Questo a destra è un uomo che ogni tanto muoverà gli occhi. Ecco qui i fiori che rappresentano anche in questa occasione. Vedete il braccio due braccia che si sostengono, che vengono un braccio che aiuta l'altro. Qui i colori della comunità autonoma di Valencia, e qui è rappresentata la Dana, quindi l'alluvione. Ecco qui ancora meglio, vedete queste mani che si stringono a rappresentare l'aiuto, la solidarietà dei valenziani alle vittime. Eccola qui vedete è la chiesa poi della Virgen de los Desamparados. Qui un momento a mangiare i fardons, cioè un piatto tipicamente valenziano. Ecco qui la Plaza de la Reina con la bella faglia che poi vedremo bruciata. Ecco qui un'altra cosa, sono i demoni e la cavalcata del foc, la cavalcata del foc. Vedete questi demoni, e proprio su queste immagini dei demoni che irrompono con il fuoco chiudiamo questa prima parte della trasmissione e poi vedete, questa è una novità, la cavalcata del foc, dove vengono rappresentati i demoni che vengono
cacciati, ecco, che vengono poi cacciati. Bene, eh, ci diamo appuntamento alla seconda parte di Speciale TG. Abbiamo rappresentato l'identità della comunità autonoma di Valencia nella festa delle Fallas. Grazie.